Va ora in onda Crossroads, nuovi suoni e grandi storie. Vittorio Le Donne racconta gli artisti e le tendenze che cambiano la musica. E buongiorno pubblico di Radio Libertà, sono sempre Vittorio Le Donne e siamo su Crossroads, come ogni settimana, pronti a parlare delle migliori uscite di questo ultimo anno musicale, e direi di non perdere tempo e di buttarci immediatamente con la prima. Andiamo con Lady Gaga e Bruno Mars con Die With A Smile. I just woke up from a dream where you and I had to say goodbye. And I don't know what it all means, but since I survived I realized wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow, so I'ma love you every night like it's the last night, like it's the last night. If the world was ending, I wanna be next to you. If the party was over and our time on earth was through, I wanna hold you just for a while and die with a smile. If the world was ending, I'd wanna be next to you. Oh, lost in the words that we speak. I don't even wanna do this anymore, 'cause you already know what you mean to me, and all love's the only war worth fighting for. Wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow, so I'ma love you every night like it's the last night, like it's the last night. If the world was ending, I wanna be next to you. If the party was over and our time on earth was through, I wanna hold you just for a while and die with a smile. If the world was ending, I'd wanna be next to you, right next to you, next to you, right next to you. If the world was ending, I'd wanna be next to you. If the party was over and our time on earth was through, I wanna hold you just for a while and die with a smile. If the world was ending, I wanna be next to you. If the world was ending, I wanna be next to you. I wanna be next to you.
Eccoci qui tornati dopo Die With A Smile di Lady Gaga e Bruno Mars, il primo pezzo che ho voluto portare oggi per questa puntata numero 4. Il motivo è molto semplice, cioè questa sarà una puntata dedicata ai brani, diciamo, del mainstream migliori usciti nell'ultimo tra il 2024 e il 2025, e chi meglio di Lady Gaga e Bruno Mars, che rappresentano una sicurezza nel portare brani di qualità e soprattutto dimostrano come negli ultimi almeno 5 o 10 anni c'è una bellissima novità tra i brani da classifica, cioè nei brani alti delle classifiche americane iniziano ad esserci sempre più pezzi di grandissima qualità, come appunto Lady Gaga, Bruno Mars, ma anche The Weeknd, per fare qualche esempio. E questo è un sintomo, secondo me, di quello che sta avvenendo nel mondo dell'industria musicale, soprattutto nordamericana e del mondo anglosassone, cioè sempre di più gli artisti iniziano a puntare a fare pezzi sempre di maggior qualità, molto più veritieri, molto più veraci, con un'anima rispetto alle vecchie produzioni che potevano essere di fine anni 90, inizio 2000, di prodotti fatti sicuramente bene, cioè prodotti molto bene, con una grande produzione dietro, ma molto plasticosi, finti. Lo si vedeva dalle Spice Girls, i Backstreet Boys, Britney Spears, c'era quel prodotto studiato a tavolino per invadere il mercato e si sentiva che era un prodotto molto plasticoso rispetto a quello che sta avvenendo invece, a mio avviso, negli ultimi 5-10 anni, cioè artisti che stanno sempre di più prendendo in mano il controllo creativo delle loro opere. Appunto, io ho fatto un esempio come The Weeknd, Bruno Mars, Lady Gaga, ma anche Travis Scott, o per quanto sia controverso lo stesso Kanye, stanno portando dei prodotti che vogliono fare loro in primis, che rappresentano la vera personalità dell'artista che li porta, e stanno dando una bella ventata d'aria fresca a un prodotto che sembrava essere destinato a diventare un copia e incolla di cose già viste, già sentite, e che stava anche abbastanza stufando soprattutto chi ha un orecchio più allenato e ha voglia di sentire qualcosa di diverso rispetto al solito brano banale da radio che passa tutti i giorni. Giusto per poi dare un minimo di contesto comunque al brano che abbiamo appena proposto, si tratta comunque di un brano con fortissime ispirazioni dal rock, soprattutto degli anni 60 e 70, un misto di generi tra il pop e il rock, ed è interessante come questa canzone sia un po' la figlia spirituale della canzone Shallows del film con Bradley Cooper, appunto, dove era protagonista Lady Gaga, e rappresentano più o meno dei temi molto simili, un arrangiamento della canzone molto simile, dei generi molto simili. Appunto, la canzone parla di questa storia d'amore, di questo amore incondizionato molto forte, che riesce appunto a resistere a qualsiasi ostacolo, e che rappresenta un po' a livello metaforico quella che è la storia di A Star Is Born, appunto, in cui era protagonista la stessa Lady Gaga. E comunque questo brano, che fa parte comunque dell'ultimo album Mayhem di Lady Gaga, dimostra anche
validità e la varietà di questa artista incredibile che è riuscita a portare a un album molto variegato, con pezzi di diversi generi, con diverse categorie musicali che si combinano e si mescolano un po' tutte insieme e che hanno dato veramente una bellissima ventata d'aria fresca, ormai un'industria che sembrava destinata ad essere fatta quasi da un'intelligenza artificiale, per come erano più o meno tutti uguali i pezzi che venivano proposti. E anche Bruno Mars comunque gli va dato atto di essere riuscito a fare, anche oltre che con Lady Gaga, a portare anche un pezzo ascoltabile con Rose delle Blackpink, e non è una cosa facile, cioè in un genere come il K-pop che è parecchio anche lì molto plasticoso e preparato. E ecco qui, dopo Lady Gaga, chiudiamo questa parentesi e andiamo al poeta di Compton, che è uscito con il suo nuovo album, e proponiamo il pezzo TV Off. All I ever wanted was a black Grand National. Fuck being rational, give them what they asked for. It's not enough. Few solid niggas left, but it's not enough. Few bitches that are really stepped, but it's not enough. Say you bigger than myself, but it's not enough. I get on their ass. Yeah, somebody gotta do it. I make them niggas mad. Yeah, somebody gotta do it. I take the G-Pad. Yeah, watch a nigga do it. We survived outside, all from the music, nigga. What? They like, what he on? This the Alpha and Omega, bitch. Welcome home. This is not a song, this is a revelation, how to get a nigga gone. Need you a man, baby, I don't understand, baby. Pay your bill and make you feel protected like I can, baby. Teach you something if you need correction, that's the plan, baby. Don't put your life in these weird niggas' hands, baby. Whoa! It's not enough. Few solid niggas left, but it's not enough. Few bitches that are really stepped, but it's not enough. Say you bigger than myself, but it's not enough. I get on their ass. Yeah, somebody gotta do it. I make them niggas mad. Yeah, somebody gotta do it. I take the G-Pad. Yeah, watch a nigga do it. We survived outside, all from the music, nigga. What? Hey, turn this TV off. Ain't with my type activities, then don't you get involved. Hey, what? How many shit I seen? Send them all. Take a risk or take a trip. You know I'm tripping for my dog. Who you with? Couple sergeants and lieutenants for the get back. This revolution been televised. I fell through with the knickknacks. Hey, young nigga, get your chili up. Yeah, I meant that. Hey, black out if they act out. Yeah, I did that. Hey, what's up, though? I hate a bitch that's hating on a bitch, and they both hoes. I hate a nigga hating on them niggas, and they both broke. If you ain't coming for no chili, what you come for? Nigga feel like he entitled cause he knew me since a kid. Bitch, I cut my granny off and she don't see it how I see it. Got a big mouth, but he lack big ideas. Send him to the moon, that's just how I feel, yeah. Then it's not enough. Few solid niggas left, but it's not enough. Few bitches that are really stepped, but it's not enough. Say you bigger than myself, but it's not enough. Hey, hey, niggas acting bad, but somebody gotta do it. Got my foot up on the gas, but somebody gotta do it. Turn this TV off, turn this TV off. 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 Ain't no other king in this rap thing, they siblings. Nothing but my children. One shot, they disappearing. I'm in a city with a flag be getting thrown like it was past interference. Padlock around the building. Crash pulling up in a unmarked truck just to play freeze tag. With a bone to pick like it was sea bass. So when I made it out, I made about 50K from a show. Trying to show niggas the ropes before they hung from a rope. I'm prophetic. They only talk about it, how I get it. Only good for saving face, seen the cosmetics. How many heads I gotta take to level my aesthetics? Hurry up and get your muscle up. We up the plyometric. Nigga ran up by the Lux Unessa up the highest metric. The city just made it sweet, you could diabetic. They mouth get full of deceit. Let these cowards tell it. Walk in New Orleans with the etiquette of LA yelling. Niggas acting bad, but somebody gotta do it. Got my foot up on the gas, but somebody gotta do it. Turn this TV off, turn this TV off. 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 Shit get crazy, scary, spooky, hilarious. 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 Crazy, scary, spooky, hilarious.
Eccoci qui tornati ascoltatori di Radio Libertà. Con un pezzo che ho scelto proprio perché ci dà tantissima carne al fuoco di cui parlare, e proprio collegandoci a quello che era il mio discorso di prima, qui Kendrick Lamar prende e dà l'attacco finale a quello che è il mondo costruito e di plastica dell'industria musicale e al suo grandissimo rivale dell'ultimo anno Drake. Si può dire che questo è l'ultimo chiodo sulla bara del povero Drake, dove qui Kendrick, dopo averlo distrutto per tutto il 2024, con il famoso dissing che ha visto protagonista i due, mette qui l'ultimo chiodo sulla bara attaccando quello che è l'immagine che Drake si è costruito di sé, quell'immagine costruita totalmente ad arte, si può dire tranquillamente anche finta, di utilizzo di un genere che non gli appartiene ma che stava diventando il genere di punta, ovvero quello dell'hip hop, e di l'immagine pubblica che si è costruita Drake lungo tutta la sua carriera e che qui viene smontata dall'ottimo Kendrick Lamar. Ma facciamo un piccolo passo indietro, perché questa canzone porta con sé dietro tutta una storia che merita assolutamente di essere raccontata. Perché vedete, questo brano è il culmine di una lunghissima rivalità che è partita addirittura dal 2023, cioè parte con un brano First Person Shooter di Drake in collaborazione con J. Cole, dove viene chiamato in causa anche Kendrick Lamar, cioè se viene messa pubblicamente la figura dei Big Three nel mondo dell'hip hop, appunto secondo J. Cole erano lui, Drake e Kendrick Lamar. Ecco, però ad essere accostato a questi due rapper non è proprio quello cui Kendrick non l'ha presa proprio bene, e appunto risponde nel brano Like That di Future in collaborazione con Future e Metro Boomin, dove per la prima volta inizia a parlare pubblicamente della questione, cioè dove letteralmente disconosce che Drake e J. Cole nella figura di quello che può essere il GOAT dell'hip hop moderno, e si autoincorona come l'unico re del genere. E diciamo il primo a rispondere non è neanche il buon Drake, ma sarà J. Cole, che pubblicherà comunque una diss track che poi lui stesso toglierà dopo un giorno, ed è poco rilevante, diciamo, ai fini della nostra storia. Molto più importante è l'inizio vero e proprio della faida, che inizia con Drake con la canzone Push Up, dove attacca per la prima volta il buon Kendrick con una diss track e con accuse soprattutto rivolte al fatto di non essere un buon marito, di non essere quella figura profetica quasi che Kendrick si è costruito intorno a lui, e lo attacca anche su come gestisce il proprio business, dicendo di non essere capace di dare il 50% dei profitti alla sua label. E vabbè, la solita accusa dell'altezza. Sappiamo che Kendrick Lamar non è famoso per essere, diciamo, un Marco Antonio, ma è piuttosto minuto di statura. Ecco, non l'avesse mai fatto, perché il buon Drake poi si ritrova la risposta di Kendrick Lamar, che non si fa attendere, con i brani Euphoria e 16 in LA, che sono una stoccata enorme contro la figura di Drake,
che attaccano il suo modo di essere, il fatto di essere finto, riferisce a lui con un rapper che fa utilizzo di ghostwriter, che nel rap è è un peccato, in quanto è il genere che è da tutti considerato più vero, dove l'MC deve portare lui i suoi brani e scrivere lui quello che è la sua vita, la vita di strada, le sue esperienze. E a quel punto, dopo questi attacchi diretti, 616 in LA poi è molto interessante, perché è un gioco di parole che è molto interessante, perché il 16 giugno, quindi 616, il giorno anche in cui è nato Tupac Shakur, grande, come dire, fonte di ispirazione per Kendrick, essendo entrambi della West Coast e di Los Angeles, ed è anche la festa del papà in Canada, e non è un tema casuale, perché è risaputo Drake aver nascosto il suo figlio Adonis, avuto da non con la sua partner stabile dell'epoca, ma avuto con un amante, e che lui ha tenuto nascosto e poi rivelato durante l'esistenza di questo bambino dal dissing con Pusha T, in cui c'era anche di mezzo il buon Kanye. Comunque il buon Drake prova come dire, a tenere botta facendo uscire anche lui una nuova canzone, cioè Family Matters, dove si continua ad attaccare Kendrick sul fatto di non essere un buon padre di famiglia, che il suo primo figlio avuto con la compagna potrebbe non essere suo, e comunque fa una buona risposta, la canzone è efficace. Peccato per Drake che esattamente un giorno dopo Kendrick risponde con Meet the Grams, un pezzo veramente dove distrugge totalmente il rapper canadese, dove si rivolge prima al figlio dicendo Adonis, dicendo che è un bravo ragazzo ma che avrebbe bisogno di una guida solida per costruire il suo futuro. Attacca il padre dicendo che dei vizi di Drake, soprattutto quello per il gioco d'azzardo, sono derivati anche dal padre, che aveva il medesimo vizio, e iniziano le prime accuse diciamo legate ai reati sessuali in cui potrebbe essere coinvolto il rapper canadese insieme al suo entourage. E se con questo brano Kendrick sferra un colpo che sembra quasi decisivo, il giorno dopo arriva il colpo del KO, perché esce la ormai nota e famigerata canzone Not Like Us, che è canzone che ha letteralmente spaccato l'anno scorso, vincendo ai Grammy tutto il possibile e immaginabile, e dove qui si spinge proprio al massimo sulle accuse rivolte al rapper canadese di portare avanti un giro addirittura di veri e propri traffici sessuali. Addirittura arriverà a dire la tua casa sarà perseguita come quella di P. Diddy, e si attacca anche in altre maniere, lo definisce quasi come uno schiavista, con riferimento ad Atlanta, la tratta degli schiavi, dicendo che lui ne ha approfittato di altri artisti per arrivare alla fama, ma non è un vero collega, è più lo definisce un colonizer, quindi un colonizzatore. Ed ecco, più o meno questo poi riassume quello che è stato il diss tra Drake e Kendrick Lamar, dove il povero Drake ne è uscito con le ossa rotte e Kendrick ha stabilito il suo primato nel mondo dell'hip hop, e con l'uscita del suo nuovo album appunto ha lanciato quella che è quasi una missione, cioè quella di salvare l'industria musicale, eliminare la falsità, eliminare tutto quello che è costruito e puntare
sulla verità, su quello che, quello che deve essere veramente l'industria musicale. E questa qui appunto è stata un po' riassunta l'incipit che ha portato alla creazione di questo album, e più precisamente poi a questo pezzo, che ne è la parte, diciamo, più importante. Ora, cari ascoltatori, ci fermiamo per una breve pausa, ritorniamo tra pochissimo. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Radio Libertà. In un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. Sempre più liberi con La tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. C'è stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Sempre più liberi con La tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Eccoci qua, tornati ascoltatori di Radio Libertà. Ovviamente vi ricordo che se per caso avete dubbi, curiosità o comunque vorreste qualche approfondimento su quello che state ascoltando,
di chiamare, ovviamente noi ovviamente risponderemo a tutti i vostri dubbi e curiosità. Ma ora non perdiamo ulteriore tempo e andiamo con la prossima canzone, Charlie XCX con Von Dutch. It's okay to just admit that you're jealous of me. Yeah, I heard you talk about me, just a word on the street. You're obsessed and just confess it, put your hands up. It's obvious I'm your number one. It's alright to just admit that I'm the fantasy. You're obsessed and just confess it, cause it's obvious I'm your number one. I'm your number one. I'm your number one. Yeah, I'm just living that life. Classic, but it's still pop. I get money, you get mad because the bank's up. Yeah, I know your little secret, put your hands up. It's so obvious I'm your number one. Life on that car, classic in your eardrums. Why you lying? You won't walk unless you're famous. Do that little dance without it, you can have this. It's so obvious I'm your number one. I'm your number one. It's okay to just admit that you're jealous of me. You're obsessed and just confess it, cause it's obvious I'm your number one. 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 Your number one. Your number one. Your number one. I'm just living that life. One that's called classic, but it's still pop. I get money, you get mad because the bank's up. Yeah, I know your little secret, put your hands up. It's so obvious I'm your number one. Life one that's called classic in your eardrums. Why you lying? You won't fuck unless you're famous. Do that little dance without it, you can name this. It's so obvious I'm your number one. I'm just living that life. One that's called classic, but it's still pop. I get money, you get mad because the bank's up. Yeah, I know your little secret, put your hands up. It's so obvious I'm your number one. Ed eccoci qua tornati con questo pezzo di Charlie XCX. Allora, devo dire che non avrei mai immaginato fino a un anno fa, quando è uscito questo album, di poter considerare Charlie XCX tra gli artisti più di valore e con una maggiore creatività nel panorama del pop, della musica internazionale. Però poi è arrivato questo album, Brat, ed è stato veramente una scoperta incredibile, una delle migliori uscite di tutto il 2024 per quanto riguarda il pop e comunque i generi affini di elettronica, hyperpop. E mi riporta alla mente poi questa intervista che avevo scoperto di qualche anno fa appunto della stessa artista, che aveva detto che avrebbe salvato la scena musicale da lì a qualche anno con la sua musica. E c'è da dire che con questo album quantomeno ci va molto vicino, perché comunque un album, come detto dall'artista stessa, realizzato non tanto per le classifiche, per volontà della casa discografica o della label, ma per fare un album essenzialmente per se stessa. E infatti si riesce a percepire durante tutto l'ascolto della canzone in generale, ma dell'album, una vera autenticità durante tutto l'ascolto, e comunque riporta
diciamo, nobilizza quasi degli stereotipi che erano dei primi anni 2000, di un certo tipo di mondo musicale, o comunque anche di intrattenimento in generale, che riguardava il mondo del star system americano. Appunto, prende riferimenti che possono essere dalla Britney Spears, Paris Hilton o Lindsay Lohan, e prende quella parte di estetica che è quasi menefreghista, spavalda, e c'è in un certo modo anche superficiale, e ne esagera all'ennesima potenza quello che è questo immaginario in questo album, che risulta per questo essere comunque molto personale per quanto riguarda la personalità dell'artista, ma che anche vuole giocare con degli stilemi e dei luoghi comuni del passato, e portarli diciamo modernizzarli, ecco, possiamo dire così. E comunque in questo brano c'è anche una critica a quello che è il mondo dell'industria musicale, della critica musicale in sé, che comunque l'ha sempre vista come un outsider, e lei quasi se ne fregia di questo, lo fa diventare quasi un vanto, il fatto di essere stata sottovalutata dalla critica musicale, dall'industria, ma anche dai fan stessi. Cioè io stesso fino a qualche anno fa non avrei mai immaginato di prendermi così tanto per quest'artista, non è mai stata, ecco, come dire, nella mia cup of tea, ecco, non è mai stato il genere che ho ascoltato, però questo album l'ho apprezzato veramente veramente tanto, ed ecco appunto e questo album è appunto una sfida verso la critica musicale e verso quel mondo che non la vedeva come un big name nel gioco dell'industria musicale, e insomma fa di tutto per diversificarsi da quello che era appunto quello stile, e quel tipo di musica che piaceva alle label, che faceva risaltare in passato dalla critica musicale, ed è una vera e propria dichiarazione di autodeterminazione e di volontà di amore verso la musica, e di volontà di essere se stessa. Non è un album facile da realizzare sempre, perché non è facile al giorno d'oggi, se non si dispone di una popolarità e di una fan base numerosa, e ti permette di avere una certa libertà, appunto come parlavamo prima di Lady Gaga. Però questo album è sicuramente stato una piccola chicca del 2024 e meritava assolutamente di essere menzionato e di doverne appunto parlare. Però ora andiamo avanti, partiamo subito con la prossima canzone, e quindi andiamo con Negative Spaces di Poppy. At the world I'm amazed. You'll never tell by my face. The sentiment is overblown. All the lies are stuck in my throat. I fill my skull with nonsense. Living in decay, consequence. And it's all so negative. I'll pretend that it's not happening. What a love they're always trying to take. And my fury's keeping me awake. I'm an
to the heartache. I've been living with the don't pay. Am I addicted to despair? And wasting time I'll never get back. If there's a hell, I'll meet you there. I'm in the waiting room. Fill my skull with nonsense, living implicated consequence, and it's all so negative. I'll pretend that it's not happening. I like what I represent. My anger comes at my expense. There's always something to be up against. I'll pretend that it's not happening. To me, to us, to everyone I know, to guys, to dimes, and I don't guess behind me. It takes a say with my whole chest. Every moment's vital, and I'm feeling suicidal, but I smile. Go with nonsense, living implicated consequence, and it's all so negative. I'll pretend that it's not happening. I like what I represent. My anger comes at my expense. There's always something to be up against. I'll pretend that I'm not scared. I tell myself that it's not happening. Eccoci qua, carissimi ascoltatori di Radio Libertà. Con questa scelta, diciamo, da parte mia di portare questo brano, che diciamo è la proposta metal della puntata, un po' particolare, diciamo che ci tengo anche brevemente anche a spiegare, perché poteva essere una scelta, diciamo, molto più facile, consona a portare band che stanno letteralmente esplodendo negli ultimi anni, come i Bring Me to the Horizon, che stanno, diciamo, ritornando a portare nel panorama del mainstream anche il metal, o comunque altre band come gli Sleep Token, che hanno fatto uscire un album proprio di recente. Però questa è una scelta, diciamo, che ho deciso di fare perché rappresenta proprio la trasformazione di un artista da quello che sono le logiche del mercato al scegliere di rappresentare se stesso. Appunto, Poppy è un artista che è iniziato da tutt'altro genere, partendo comunque dal pop, da generi per niente affini al metal, ma poi c'è stato letteralmente una scelta che ha diviso la sua carriera, cioè la scelta di portare se stessa, portare il genere che più si sentiva suo, in cui era più affine, appunto, l'alternative metal, anche nu metal, comunque metalcore, tutto quello che gira intorno a questi generi musicali che le sono più affini. Comunque classe 1995, come sottoscritto, quindi più o meno era quello il genere metal con cui si è cresciuti e con cui si è iniziato ad ascoltare, soprattutto tramite piattaforme come MTV, che giravano soprattutto quello all'epoca, quando torno alla prima metà degli anni 2000. E per quanto il testo sia comunque in un canovaccio
classico di quelli che sono gli argomenti appunto del genere, come possono essere il sentirsi distaccati dagli altri per quello che si rappresenta nel rappresentare questo genere, che è anche molto di più ed è una vera e propria sottocultura, quindi problemi che possono essere distacco verso le altre persone, o banalmente anche temi come accettazione di un proprio lato oscuro. Secondo me questo passa in secondo piano verso a quello che è la vera rappresentazione di questo pezzo, e che rappresenta un po' una realtà di quello che ha voluto farci vedere quest'artista, cioè il mostrare se stessi senza avere paura di mettere filtri o altro. Questa ragazza comunque ha fatto un percorso incredibile, una scelta non semplice, che però le sta portando dei frutti, perché si sta costruendo una fanbase che è vera, che è reale, che non è finta, che segue la moda del momento, ma che ti segue in quanto artista, ti segue in quanto la tua proposta viene considerata fine e reale a quello che è l'apprezzamento di un genere, e appunto, come ho detto prima, di una vera e propria sottocultura, che l'hanno portata appunto anche a collaborazioni con nomi importanti del metal moderno, come possono essere appunto i Bad Omens. E secondo me questa scelta dovrebbe essere la strada per tutti gli artisti di far vedere chi sono veramente, e non accettare così passivamente quelle che possono essere delle logiche del mercato. Ed ora, cari ascoltatori, purtroppo stiamo arrivando verso la fine, verso l'ultima cavalcata di questa puntata di Crossroads, e visto che siamo in tema della fine, andiamo con il pezzo Crossroads della puntata. Andiamo con la leggendaria Beyoncé con il suo ultimo pezzo, Yaya, dall'album Cowboy Carter. Hello, girls. Hello, Beyonce. Hello, fellas. You're pretty swell. Those petty ones can't fuck with me. Why? 'Cause I'm a clever girl. We snapping. Pretty please. Tom's, please. We want to welcome you to the Beyonce Cowboy Carter Act 2 and a rodeo chin circuit. We're gonna make it do what it do, yeah, yeah. Put them hands together. We clapping. We drumming. My family living died in America. Good old USA. Shit. Whole lot of red and then white and blue. History can be erased. Are you looking for a new America? Are you tired working time and a half for half the pay? Yeah, yeah. I just pray that we don't crash. Keep my Bible on the dash. We gotta keep the faith. Wildfire burnt his house down. Insurance ain't gon' pay no Fannie Mae. Shit, so hold his hose up, go more liquor, please. Hardworking men ain't got no money in the bank. Yeah, yeah. Turn up the vinyl and the radio. You can't watch the news nowadays. Oh, I just pray that he don't crash. Keep this crystal on the dash. You gotta keep the faith. She's picking up vibrations. He's looking for sweet sensations. Ladies. Yeah. Fuck it. We shaking. We swimming. We jerking. We twerking. You wanna touch it, don't you? Come get this jiggy in the bottle. Come
I love it, won't you? I pop it, I walk it like I talk it. I got your spurs sparking. Let it loose. So what you do, baby? Good God, I don't wanna hear no yeah. I got you daydreaming. Put your lips on my lips and strum me like a guitar. La 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 la. You got me moving, boy. You got me ooh, and you might know what you're doing. Put them babies to bed. We sweat out the sheets. Got you up all night, and now you don't wanna leave. I can soothe your pain, yeah. I'm long gone, you'll call my name, yeah. World of wind got you insane. It's giving me the fame. I'm picking up good vibration. Ooh. He's giving me sweet sensation. We gon' bust it down from Texas to Gary, all the way down to New York City. Give me a kiss, Big Daddy, you so pretty, so pretty. Got these slugs in my mouth and I don't take them out. Baby, if you ain't got no grits, get the fuck up out the south. Life is coming at me fast. Keep my Bible on the dash. Pistol in my seat, just in case I got a blast. I just wanna shake my ass. Ooh, I just wanna shake my ass. Ooh, vibrating. And lover boy, you're so fine. Ooh, you got me losing my mind. But you gotta keep the faith. Gotta keep the faith. Eccoci qua, signore e signori, tornati con l'iconica Beyoncé, che ha letteralmente fatto tutto quello che abbiamo parlato in questa puntata. Lei che nasce come prodotto dell'industria musicale con le Destiny Child e che raggiungendo una notorietà ha deciso letteralmente di fregarsene del giudizio di chiunque e di fare solamente quello che le piace. Appunto, questo brano è proprio un urlo di liberazione verso anche molti stereotipi che riguardano non solo chi viene da un certo genere musicale, ma come per Beyoncé, una donna afroamericana del sud degli Stati Uniti, che si appropria anche di una cultura che è diciamo mista tra quello che è il mondo afroamericano e quella che è la cultura del sud. Quindi per tantissimo tempo è stato impensabile per degli afroamericani, anche per autoghettizzandosi, di poter portare della musica country come fa Beyoncé in questo album, anche se questa canzone è molto di più, perché è una rappresentazione di tantissimi generi che hanno dal country, garage, rock classico, psichedelia, funky, un grande miscuglio di generi. Comunque, stavamo dicendo appunto dell'auto escludersi dal quello che è la musica country per un afroamericano, e invece Beyoncé rivendica il fatto di essere una donna del sud degli Stati Uniti, una donna afroamericana, e che vuole fare essenzialmente quello che le piace, quello che è con cui è cresciuta, la cultura con cui è cresciuta. E appunto questa è una rivendicazione fortissima e importante, cioè anche qui l'esempio perfetto di un essere se stessi fino alla fine. Beyoncé, dopo una carriera dedicata al compiacere quello che erano gusti altrui, volontà di case discografiche e di grandi nomi dell'industria, ha deciso di portare quello che piace a lei e di essere se stessa, e questo sicuramente la sta premiando, perché sta creando una nuova filone della sua carriera davvero molto molto interessante, che sicuramente ne parleremo
più avanti qui su Crossroads. Purtroppo non oggi, che il tempo a nostra disposizione è purtroppo finito. Io come sempre vi do appuntamento tutti i giovedì dalle 3:30 alle 4:30 qui su Radio Libertà, per non perdervi tutte le grandi scoperte musicali qui su Crossroads. A settimana prossima. Avete ascoltato